Il governo anticipi i risarcimenti dovuti ai risparmiatori truffati nei crack delle popolari venete. L'appello arriva dal Consiglio regionale tramite una risoluzione presentata dal presidente Roberto Ciambetti. Dalla commissione parlamentare d'inchiesta, fa presente l'esponente della Lega, stanno emergendo fatti dai quali è possibile ricavare che qualcuno sapeva ciò che stava accadendo e che chi controllava non ha messo in campo tutte le azioni adeguate a tutela dei risparmiatori. Fare un emendamento in legge di stabilità italiana per anticipare il risarcimento ai risparmiatori truffati penso sia una cosa di buon senso. Noi facciamo da tramite con l'attività delle associazioni e speriamo che appunto in Parlamento qualcuno capisca che effettivamente qui è mancato qualcosa e i risparmiatori hanno subito una truffa. Si tratta, spiega l'avvocato Andrea Arman, presidente del coordinamento Don Enrico Torta, di ottenere un'anticipazione da parte dello Stato sui proventi dei cosiddetti NPL, ovvero sui crediti deteriorati che il governo si appresta a incassare attraverso la società SGA, con un utile previsto di diversi miliardi di euro. Queste somme potrebbero e dovrebbero essere anticipate ai risparmiatori, la nostra richiesta è di 4 miliardi. Questa vicenda delle banche popolari venete non è una crisi aziendale, ma è una crisi sociale, un problema sociale che investe il territorio veneto ed anche altre aree d'Italia e deve essere la politica a dare una risposta in tempi stretti prima che la situazione vada a degenerare. Per i risparmiatori attendere i 10 anni di conclusione dell'operazione sul recupero dei crediti deteriorati è un tempo troppo lungo. Lo Stato può benissimo anticipare queste somme oggi.